Ciao a tutti, tifosi del Napoli. Come sempre, la nostra squadra lavora duramente per migliorarsi e cercare i migliori risultati, sia sul campo che nelle trattative di mercato. Oggi vi portiamo una notizia molto interessante riguardante uno dei nostri veterani, Mario Rui. Prima di proseguire, vi invito a lasciare un like a questo video e a iscrivervi al canale per restare sempre aggiornati sulle novità del nostro Napoli. Secondo il portale turco Fanatic, le trattative tra Mario Rui e il Beşiktaş stanno avanzando rapidamente. Il terzino portoghese sembra ormai vicino ad accettare l'offerta del club turco. Tuttavia, c'è un dettaglio importante che rende la situazione complicata. Il Beşiktaş vorrebbe portarlo via a parametro zero, senza pagare nulla al Napoli. Questo significherebbe che Mario Rui dovrebbe rescindere il suo contratto, che attualmente lo lega al Napoli fino al 2026, tramite un accordo consensuale con il club. La possibilità di una separazione amichevole è sul tavolo, ma resta da vedere come reagirà la dirigenza azzurra a questa proposta. Mario Rui è stato un elemento importante per il Napoli negli ultimi anni e, nonostante la sua esclusione dalle scelte attuali, la sua partenza potrebbe lasciare un vuoto da colmare in rosa. E voi, tifosi, cosa ne pensate? Mario Rui dovrebbe essere lasciato andare senza compenso, o il Napoli dovrebbe cercare di ottenere qualcosa dalla sua cessione? Fatecelo sapere nei commenti qui sotto, siamo curiosi di ascoltare la vostra opinione. Non dimenticate di mettere like e di iscrivervi al canale per non perdervi neanche un aggiornamento sul nostro amato Napoli. Forza Napoli, sempre!